Veniamo ora a presentare una brevissima intervista realizzata al fisico Brian Josephson, emerito professore all'Università di Cambridge, e dove dirige il progetto Unificazione Mente e Materia. È un fisico, premio Nobel per la fisica, si diceva nel 74, di grande levatura e soprattutto si è occupato anche di argomenti molto particolari, si è occupato addirittura di argomenti come i fenomeni parapsicologici e altri argomenti. E io e Josephson ci eravamo conosciuti in uno scambio di mail per quanto riguardava un mio testo filosofico molto particolare che si intitola La storia come organismo vivente, in cui presento una visione del tempo innovativa, dove appunto il tempo non è visto come una linea né come un cerchio, ma come appunto dice il titolo, un organismo vivente in cui c'è una visione a mosaico del tempo, nella quale le epoche storiche sono degli organi di questo sistema vivente che interagiscono fra di loro. Le implicazioni di questa teoria filosofica sono di grande interesse per la fisica, perché appunto se un organo non è collocato avanti o indietro come nella visione classica, ma il cosiddetto nostro, fra virgolette, futuro è un organo come in un corpo che può interagire con un altro che può essere, nella visione classica, il passato, quindi può essere anche che il futuro interagisca col passato. E Josephson, insieme ad altri professori e personalità che si erano interessate a questa mia visione della storia, mi aveva scritto che questa visione del tempo, in cui presento una forza contrattiva e una espansiva, è molto simile ad alcune idee sulle quali stava lavorando lui nel campo della fisica. Anche Carlo Rubbia in realtà mi aveva scritto delle considerazioni a proposito. Ad ogni modo era per dire che la stima che reciprocamente nutriamo io e il professor Josephson è forte, al punto che nonostante il professore avesse poco tempo perché è sempre impegnato in convegni, in progetti, ha accettato di farsi fare da me una brevissima intervista. Si tratta solo di uno scambio di battute, mi ha anche chiesto scusa per la velocità con la quale era costretto a rispondermi. Leggo quindi le domande che io gli ho fatto e le sue brevi risposte, che per quanto brevi e telegrafiche sono di interesse per il nostro dibattito, perché presentano comunque l'opinione di uno scienziato di altissima levatura che ha dedicato la sua vita alla scienza e alla ricerca. Quindi io nella prima domanda gli ho chiesto quanto segue: negli ultimi secoli la scienza e la tecnica hanno costantemente sostituito la visione, profondamente sentita nel passato, che la vita non è solo un processo fisico ma anche trascendentale. In altre parole, un miracolo. Vogliamo chiedere: la scienza è in conflitto con la fede o entrambe si possono armonizzare nell'eterna ricerca dell'uomo? La sua risposta è stata: dovrebbero essere in grado di armonizzarsi. È una risposta breve, certamente, ma è di grande interesse perché molti altri scienziati che io ho intervistato per questo convegno, ma in genere nella mia vita, non hanno dato questa risposta, anzi hanno detto che la fede deve essere un fatto privato che non deve interagire con la ricerca scientifica. Quindi questa possibilità di armonizzazione sulla quale Josephson risponde è molto importante, secondo me. Nella seconda domanda chiedo a Josephson se può offrire il suo punto di vista sulla relazione fra sacralità e spirito, corpo e anima, esprimendo il suo pensiero sull'argomento, cioè cos'è più rilevante nella ricerca scientifica, l'intuizione o la tecnologia. E lui risponde, ancora una volta calcando questa sintonia fra le due componenti, che ambedue sono altrettanto importanti, lo sono entrambe. Capisco quindi che è una risposta telegrafica, ma ripeto, per me è di grandissima importanza che una persona della levatura di Brian Josephson
ci dica a me, come a tutti i nostri partecipanti a questo dibattito, che le componenti dell'intuizione e della razionalità sono ambedue importanti. L'ultima domanda è la più importante per il nostro dibattito fede-scienza e gli chiedo, il concetto di Dio è in conflitto con la ragione? In altre parole, ci sono delle verità che non possono mai essere comprese solo con la razionalità? Come possono il divino e la ragione convivere nell'uomo? E lui mi risponde, non vedo questo in conflitto, piuttosto in alternativa. Ecco, ancora una volta, come dicevo, la brevità delle risposte non significa affatto la mancata importanza di queste risposte, anzi, i grandi scienziati e geni hanno straordinariamente questo dono della sintesi e ho voluto riportare quindi questo breve intervento, ripeto, insomma, si è scusato per la mancanza del tempo, ma è veramente da ringraziarlo per la disponibilità di aver partecipato a questo dibattito e quindi proseguiamo con le successive riflessioni che derivano da questi argomenti e da questo confronto.